l'abbiamo strappata da un festino del primo ministro, ma niente, l'abbiamo salvata in tempo. Ora, la cosa devo dire sulla vita segreta La Torres. No, io posso dire solo una cosa che penso che Elio confermerà, oltre ad essere un gran regista, un grande creatore di clima. Lui riesce a creare sia in teatro che sul set un grandissimo clima anche attraverso gli scherzi. Lui è un grande regista di cinema, ma è anche un grande regista. Ora, non eravamo famosi. Claudio Bisio aveva già molte ambizioni e un giorno, tanto sono passati 20 anni in prescrizione, per una sigaretta di marijuana è caduto dalla predella di un treno e si è fatto male alla caviglia e ha preteso, nella commedia che facevamo Comedians, che fosse annunciato prima dello spettacolo: l'attore Claudio Bisio, causa incidente, reciterà zoppicando. Così tutti capivano chi era Claudio Bisio, perché eravamo tutti sconosciuti. Il problema qual è stato? Dettata la regia da Salvatore, la scena si apriva al sipario e c'era Claudio Bisio seduto su una sedia e noi entravamo uno alla volta e siamo entrati tutti così. Chiudere la valigia, scusate. Aiuto, sì. Chiusa. Chi è che ha dimenticato? Ciccio, siamo in Italia, non è che...